La festa della Repubblica nella Valle dei Templi e al Teatro Pirandello. Cena spettacolo nella Valle dei Templi incanta i turisti. A Ioppolo Giancaxio si rinnova il successo per la manifestazione Mancia e Passia. Da oggi a domenica festa di quartiere a Fontanelle. Dal 9 al 17 giugno San Giovanni Gemini onora Gesù Nazareno. Per lo sport calcio sfuma il sogno della promozione per la Pro Favara. Basket, la Fortitudo vince a Roma. Benvenuti su TVA Notizie. Ieri la festa della Repubblica ad Agrigento, la cerimonia nella Valle dei Templi. Il servizio di Arturo Cantella. Celebrata ieri nello scenario della Valle dei Templi ad Agrigento la festa della Repubblica, la cerimonia è iniziata in mattinata davanti alla sede del comune ad Agrigento in piazza Pirandello, a seguire la consueta deposizione della colonna nell'oro effettuata dal prefetto romano dinanzi al monumento dei caduti a Villa Bonfiglio. La parata militare si è poi spostata alla Valle dei Templi. Ad aprire la cerimonia il prefetto romano, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio. Il picchetto interforze si è schierato e dopo l'ingresso della fanfara dei bersaglieri della sezione di Caltanissetta, il prefetto romano ha passato in rassegna lo schieramento. Poi l'emozionante alzabandiera a cura del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'inno di Mameli. Sono state presenti le più alte cariche istituzionali, militari della provincia e tanti sindaci dell'Agrigentino. Quindi la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella da parte di un'alunna del liceo Empedocle, di cui nel corso di quest'anno, con commossa partecipazione, viene commemorato l'80° anniversario in numerose località. Durante la cerimonia è stata anche consegnata l'onorificenza di Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica al luogotenente dei Carabinieri Antonio Scalise, in pensione. Sì, a questo ci teniamo molto. Il messaggio del Presidente deve essere recepito dai più giovani e quindi è giusto che lo legga un alunno, in questo caso un'alunna, perché abbiamo pensato fosse opportuno alternare i toni di voce. Poi toccherà a me fare il saluto alla festa della Repubblica e ai numerosi ospiti che abbiamo oggi presenti qui. Vorrei sottolineare a proposito che abbiamo deciso di organizzare questo 2 giugno presso la Valle dei Templi proprio grazie alla coincidenza che a qualcuno all'inizio poteva sembrare poco comoda fra la giornata di apertura gratuita che cade proprio oggi e quindi la presenza di tanti turisti e la festa della Repubblica. Vogliamo mostrare ai turisti la nostra festa nazionale. Sarà capitato a molti che ci ascoltano di passare il 14 luglio in Francia e di vedere come è sentito. Ecco, noi non dobbiamo essere da meno, dobbiamo far capire che nell'ambito delle tante opinioni che abbiamo noi italiani, della nostra grande capacità dialettica di discutere, di confrontarci, specialmente noi siciliani, però siamo uniti, siamo un unico popolo e alla festa ci teniamo, al di là delle divisioni geografiche, diciamo orizzontali e verticali, fra diverse opinioni. Lo Stato, la nazione, il paese, la collettività nazionale sono come una famiglia. Le famiglie sane sono quelle che discutono, litigano, magari qualche volta anche in maniera animata, ma che poi sanno trovare unità. Ecco, noi dobbiamo essere come queste famiglie, come le migliori. Con le guerre che ci sono alle porte d'Europa, che significato assume questa festa della Repubblica? È un significato ancora più pregnante, perché stiamo forse toccando con mano che non è possibile pensare di non porsi il problema della sicurezza nazionale. Questo non significa che dobbiamo straarmarci, fare la guerra o altro, ma dobbiamo essere uniti anche in questo. Non possiamo pensare che solo perché non ci piacciono certe cose brutte non succedano, possono succedere. Oggi saranno consegnate delle onorificenze al merito. Ecco il significato di Vicenza. In realtà infatti non è tanto un premio quanto, vede, quando fu dichiarata la Repubblica, fu proclamata la Repubblica, vennero aboliti i titoli nobiliari che si passavano da padre in figlio, vennero sostituiti dal cosiddetto OMRI, Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Oggi è nobile, fra virgolette, cavaliere, come si diceva nel Medioevo di un nobile, chi lo merita per il lavoro che ha svolto. E naturalmente quella di oggi, che verrà consegnata oggi, sarà un'onorificenza di quelle generali. Poi esistono anche quelle specifiche. Di recente abbiamo inaugurato la rotonda Maestri del Lavoro, esiste la medaglia d'oro al merito scolastico, esistono cioè delle onorificenze che riferiscono
che si riferiscono a particolari categorie. Quindi, in conclusione, l'esibizione dell'orchestra del liceo musicale Empedocle, che ha eseguito dei brani classici allietando i presenti. E ad Agrigento la festa della Repubblica è proseguita nel pomeriggio al Teatro Pirandello. La festa della Repubblica ad Agrigento è continuata nel pomeriggio al Teatro Pirandello con la serata di gala. All'interno del foyer è stata allestita una mostra documentaria curata dal direttore dell'Archivio di Stato, Rossana Florio, dal titolo Divisione Acque e l'eccidio di Cefaloni e Corfù. Questa mostra celebra intanto una giornata storica che ha segnato la storia del nostro paese attraverso l'esposizione di questa documentazione che riguarda le votazioni che si sono tenute ad Agrigento il 2 giugno del 1946. Un documento molto significativo perché restituisce l'organizzazione di questa importantissima giornata, ci dà dei riferimenti importanti sulle circoscrizioni elettorali della città e anche sulla presenza per la prima volta delle donne ai seggi elettorali. Insieme a questa esposizione si è voluto riprendere anche il contesto che era già stato esposto il 25 aprile a Siuliana, che riguarda le memorie dei caduti presso Cefalonia e Corfù, per offrire anche un momento di confronto su quello che è stato il prima e su quello che è stato il dopo l'importante referendum del 2 giugno 1946. Quindi un gran buffet particolarmente apprezzato dai presenti, preparato dall'Istituto Enogastronomico Ambrosini di Favara. Sì, siamo stati chiamati da Sua Eccellenza e abbiamo risposto con le nostre risorse più belle e importanti, che sono i nostri alunni, i nostri insegnanti, i nostri tecnici. La scuola tutta questa sera è presente per l'accoglienza, l'allestimento, in collaborazione con lo staff di Sua Eccellenza, che ringraziamo, e con tutte le aziende che hanno ovviamente donato i loro prodotti per una serata all'insegna della consapevolezza della bellezza della nostra Repubblica, quindi bellezza con bellezza, storia con storia, la storia nazionale che si intreccia con questa locale in un tripudio di colori, di gusti, che ancora una volta enfatizza la bellezza del nostro territorio, che va sfruttata, che va e che deve diventare risorsa importante per lo sviluppo di questa città. La scuola al servizio dello sviluppo delle esistenze, ma al servizio dello sviluppo di tutto il nostro territorio. Viva l'Italia! Poi la preparazione di una megatorta a base di ricotta fresca di Santo Stefano, bagnata di maraschino, di circa 100 kg, fatta dallo chef Giovanni Mangione, in collaborazione con i ragazzi delle famiglie delle persone Down. Sì, oggi abbiamo fatto con i ragazzi questa bellissima torta a base di ricotta, una ricotta fresca di Santo Stefano. Abbiamo un pochettino voluto richiamare anche il comune di Agrigento, che è una struttura fatta artisticamente, fatta anche di pasta di zucchero, abbiamo fatto anche la pasta di mandorla e poi l'abbiamo un pochettino contornata con questi faretti accesi delle di luce che diciamo rappresentano un pochettino il comune. E questa sera circa 100 kg. Abbiamo messo anche della frutta candita e comunque siamo onorati di essere presenti qua per questa occasione della festa della Repubblica. Abbiamo fatto circa nell'arco di un'oretta e mezza con i ragazzi che mi hanno collaborato e ovviamente abbiamo usato qua per fare qua un 20 placche di pan di Spagna, abbiamo messo anche una bellissima bagna al maraschino e poi ricoperta con colore alimentare. Come detto poco fa, ricotta fresca e frutta candita. Il taglio della torta è stato fatto dal prefetto Romano, che ha sottolineato come sia importante la presenza delle aziende del nostro territorio alla manifestazione. Serata di gala a conclusione della festa della Repubblica con un concerto. Ci sembra giusto festeggiare nel senso più ampio del termine. Il concerto è sicuramente il clou della festa, però c'è qualcosa di più importante. Stasera qui sono presenti tutte le istituzioni del territorio, ma sono presenti anche le principali aziende, perché il territorio è fatto anche di produzione. Ci sono le aziende naturalmente nel campo gastronomico, in questo caso più importanti, ma non solo. Ci sono anche molte aziende industriali rappresentate, aziende alberghiere,
ci sono i maestri del lavoro che costruiscono invece la base, se vogliamo, del mondo produttivo, insomma non solo istituzioni, non solo amministrazioni. Quindi si è andati al Teatro Pirandello con il discorso del prefetto sul significato storico, del sindaco Miccichè, del presidente della Fondazione Patti, l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Toscanini di Ribera che ha eseguito l'inno di Mameli. Quindi Gaetano Ronichi e Clara Cirignotta si sono esibiti nei Ricordi dei Maestri, un adattamento teatrale curato dal direttore dell'Archivio di Stato Florio. Due maestri a conclusione dell'anno scolastico del 1955-56 stanno completando il verbale degli esami di licenza elementare e diventa un momento di riflessione sulle nuove parole. Si tratta di persone vere che parlano e ci raccontano di quell'entusiasmo che si ebbe nel lontano 1956, cioè 10 anni dopo il famoso 2 giugno, le loro riflessioni, che sono molto diverse dalle nostre, ma che in qualche modo diventano un ponte tra il 46 e il 2024. Quindi il concerto di musica classica diretto da Alberto Maniaci, che hanno eseguito brani di Vincenzo Bellini, Pietro Mascagni, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini. Cronaca per l'omicidio della propria compagna Maria Nugara di 54 anni e del figlio Giuseppe Monreale di 29 anni, originari della provincia di Caltanissetta, omicidio avvenuto in Inghilterra, è stato fermato un uomo. Si tratta di Calogero Ricotta, 63 anni di Mussomeli, come riporta il sito della BBC. Tragedia a Messina, un ragazzo di 19 anni trovato morto sul marciapiede, ucciso da un colpo di pistola. Il cadavere di un giovane di circa 19 anni è stato ritrovato la scorsa notte nel rione Giostra a Messina. Il corpo era riverso sul marciapiede in via Michelangelo Rizzo con un'evidente ferita da arma da fuoco al collo. L'arma è stata trovata sul marciapiede accanto al cadavere. La vittima è stata identificata, si chiama Michele Lanfranchi. Non è un nome nuovo alle forze dell'ordine, tempo addietro aveva avuto alcuni problemi con la giustizia per questioni legate allo spaccio di droga. A uccidere il ragazzo è stato un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata. Al momento non sono noti altri dettagli e non si esclude alcuna pista. Le indagini degli inquirenti sono in corso e la squadra mobile sta vagliando ogni ipotesi. L'arma trovata accanto al ragazzo è una circostanza che non fa escludere altre opzioni oltre quella dell'omicidio che era stata indicata dagli stessi investigatori della squadra mobile. Il giovane, secondo la polizia, potrebbe infatti essersi suicidato o essere rimasto vittima di un colpo partito per sbaglio. L'esame autoptico farà chiarezza sulle cause della morte. Decisiva sarà la perizia dattiloscopica e balistica sull'arma ritrovata nelle vicinanze del corpo per capire se si sia trattato di un omicidio, di un suicidio o di un incidente causato da un colpo partito accidentalmente dalla pistola. Intanto gli inquirenti stanno sentendo parenti e amici del giovane per ricostruire le sue ultime ore prima del ritrovamento del cadavere. Dopo la morte di Michele Lanfranchi, tanti gli amici e parenti che, increduli e sconvolti, hanno espresso parole di affetto nei suoi confronti e di conforto e vicinanza alla famiglia. Il giovane ragazzo era molto amato nel rione Giostra di Messina, che ora è sotto shock a causa di una morte così inaspettata. Anche quest'anno è stato un successo l'iniziativa Mancia e Passia, con prelibatezze tutte da gustare, grazie al comune di Ioppolo Giancaxio, dove si è recato Arturo Cantella. Sindaco, siamo a Ioppolo, l'8ª edizione di Mancia e Passia, un'edizione che, come stiamo vedendo dalle immagini, è abbastanza partecipata e ricca di gente che è venuta ad assaggiare le prelibatezze dell'evento. Siamo arrivati all'8ª edizione di Mancia e Passia, il festival del cibo di strada. Un ringraziamento voglio fare a Legambiente nella persona di Claudia Casa per questa manifestazione dell'Italia. Questa è una manifestazione dove ogni anno ci sono sempre più persone, c'è molto cibo sia salato che dolce
le persone stanno arrivando a centinaia da tutta la provincia di Agrigento. Sì, anche quest'anno praticamente abbiamo fatto il pienone, la gente ha cominciato ad affluire già a partire dalle prime ore di apertura degli stand, e adesso in questo momento proprio della serata c'è il boom, anche perché sono iniziati anche momenti di spettacolo, c'è stato l'artista di strada, adesso ci sarà la musica. In fondo la gente vuole proprio queste cose, è un piccolo paesino come Ioppolo, così come ce ne sono tanti altri nella nostra provincia che meritano di essere messi in valore, di essere scoperti, ha bisogno proprio di questo, di queste, le vogliamo chiamare botte di vita sostanzialmente, per rivitalizzarsi e per aprirsi al resto del territorio. Il cibo di strada è sempre apprezzato, anche quest'anno sono state inserite specialità culinarie diverse. Sì, abbiamo visto file lunghissime, specialmente davanti alla bancarella del coppo fritto, ma anche a quelle che sono le specialità tradizionali come il panino con le panelle, le arancine, ucurgiururi rafadalisi, quindi la gente ha trovato tutto quello che può piacere in queste occasioni da gustare mentre appunto si passeggia, si sta con gli amici in allegria. Non solo enogastronomia ma anche artigianato, abbiamo visto tanti espositori locali e non che sono presenti con i loro prodotti fatti qui proprio in Sicilia. Sì, anche questo è uno spazio che bisogna dare, perché ci sono moltissime persone delle nostre zone sostanzialmente che ormai da anni hanno intrapreso queste attività da hobbisti sostanzialmente, un po' come fai da te, come passatempo, che però in queste occasioni dà anche la possibilità di ricavare un piccolo reddito e comunque appunto di offrire ai visitatori una varietà anche in questo caso. Ricordiamo che questa fa parte di una manifestazione anche a livello nazionale che Legambiente organizza. Sì, il 20° anno di Voler Bene all'Italia, proprio una campagna dedicata ai piccoli comuni, proprio perché noi crediamo che i piccoli comuni siano la spina dorsale di questo paese, sulla quale puntare veramente se si vuole ricostruire veramente dal punto di vista economico l'Italia da nord a sud. E Marlena, vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza, questo popolo di Dio. Simposio degli dei allo Stelai, cena spettacolo nell'incantevole cornice della Valle dei Templi. Massimo Macaluso. Signora Simona Frenna, questa sera siamo alla cena Simposio degli Dei. Da cosa nasce questa idea? L'idea nasce da me e mio marito, ci piace molto viaggiare e nella nostra vita ci siamo sempre occupati, io di teatro e lui di turismo da sempre, e quindi dai viaggi era inevitabile chiederci ma come mai qui ad Agrigento non c'è una cena spettacolo e in particolare dedicata all'antica Grecia. Del resto la maggior parte dei turisti che vengono a visitare Agrigento vengono per i nostri meravigliosi templi, e allora perché non fargli conoscere ancora di più, in maniera più approfondita, più sinestetica, questa parte della nostra storia attraverso il cibo e attraverso il teatro. Il menù di questa sera più o meno cosa prevede come portate? E allora, la cena spettacolo è tutta basata sull'antica Grecia, sull'idea dell'antica Grecia. La regia è di Marco Savatteri e ci sono questi performer che mettono in scena tutte le scene più rappresentative della mitologia, e lo chef allo stesso modo si è divertito a creare tutto un menù, chiaramente è un gioco, non è una rivisitazione storica, e quindi è una ricerca al dettaglio, alla spezia, all'ingrediente, proprio per far immergere ancora di più lo spettatore in un'atmosfera sicuramente sopra le righe e particolare. Maestro Savatteri, la trama di questo simposio delle idee di questa sera, di questa cena spettacolo?
È un viaggio nel mito, un viaggio nel passato in cui si credeva alla mitologia greca classica, in cui si credeva negli dei, nei personaggi come il fauno, le ninfe e tanti esseri straordinari che vivevano in un tempo, non tempo, un infinito presente. E questo luogo è favorevole a questa rappresentazione perché siamo baciati dalla meraviglia dei templi alle nostre spalle, siamo in un luogo di cultura, di arte, di cucina di ottimo livello e dunque perché non immergerci nel mondo del mito attraverso non soltanto quindi il cibo ma anche lo spettacolo. Uno spettacolo sinestetico, come diceva giustamente Simona, immersivo, esperienziale, che ci regala tante emozioni perché è interpretato da bravissimi esseri mitologici che nient'altro sono se non performer professionisti e quindi hanno la magia dell'arte e la incarnano perfettamente. È un'esperienza che continua già di anno in anno e siamo felici, ma non finisce qui perché mentre il fauno continua a trovare nuovi luoghi su cui appendersi, noi stiamo progettando un nuovo format dal titolo Picciotti Show che andrà in scena proprio da metà luglio e debutterà qui a Stelai. La città, morti. No, vincitori, non vincitori, maniacai vincitori, soltanto vinti e poi... Approfitto ad ogni occasione per venire a visitare la Sicilia, soprattutto il parco archeologico che avete è fantastico a dispetto di altre regioni. Certo. Siamo molto entusiasti dello spettacolo poiché è unico. Non ho mai assistito ad uno spettacolo del genere e non mancherò nel ritornare perché è veramente bellissimo, non trovo altri aggettivi per definire uno spettacolo del genere, unico tra l'altro. La serata è bellissima, anzi da proporre, da sponsorizzare ancora di più. Entrare nel pieno della valle con la cena e lo spettacolo è qualcosa che ne vale veramente la pena. Bellissimo, sia la cena molto gustosa, era tutto buono e lo spettacolo molto interessante. Per chi ama la mitologia greca è bellissimo. Dolce creatura, figlia di terra e fiume, quanto resisterai, quanta pietà ti potrebbe aiutare, non ti puoi rassegnare. Veniamo agli appuntamenti. Da oggi a domenica 9 giugno festa di quartiere a Fontanelle. Una settimana con diversi momenti che vanno dallo sport all'animazione, al teatro, al cabaret. Oggi alle 16 triangolari di calcio, a cui seguirà racconti per far conoscere Andrea Camilleri ai bambini. La festa di quartiere è organizzata dal Comitato Fontanelle Insieme con la collaborazione della parrocchia San Nicola. Tra qualche giorno verrà abbellito nell'ambito della festa il muro di via Alessio Di Giovanni, adiacente al Parco Giochi l'Isola dell'Allegria. Dal 9 al 17 giugno a San Giovanni Gemini torna la festa in onore di Gesù Nazareno con il caratteristico carro trionfale. Domenica 16 giugno la solenne celebrazione alla Matrice verrà preceduta dal vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe Laplaca. E ancora una notizia di cronaca. Auto guidata da un giovane finisce contro il guardrail a Barcellona Pozzo di Gotto. Grave incidente autonomo nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale 113 tra Terme Vigliatore e Barcellona Pozzo di Gotto. Un giovane, per cause ancora in fase di accertamento, mentre viaggiava in direzione di marcia a Messina, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il guardrail. Dapprima è sbandato sulla corsia opposta continuando contromano con una parte dell'auto fuori dalla carreggiata. Subito dopo, restando sempre sulla corsia di sorpasso, la vettura si è scontrata con la barriera guardrail in
in una sorta di testacoda. Le lamiere hanno devastato il mezzo perforando la carrozzeria e rischiando di trafiggere il giovane che si trovava alla guida. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 16. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per poter estrarre il giovane dall'utilitaria. La trave del guardrail aveva infatti bloccato all'interno dell'auto il conducente. Solo dopo diversi minuti è stato possibile tirare fuori dall'abitacolo il ventenne, politraumatizzato per gli effetti dell'impatto. Vista la gravità delle ferite è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato con l'ambulanza in un'area idonea per l'atterraggio dell'elisoccorso e successivamente, tramite l'elisoccorso, è stato trasportato al Policlinico di Messina, dove pare che il giovane sia stato operato per le fratture riportate alla gamba nel sinistro. Le sue condizioni restano gravi e i sanitari, prima di sciogliere la prognosi, hanno avviato una serie di accertamenti per escludere altri traumi. Le cause e le modalità dell'incidente sono invece al vaglio della Polizia Municipale. Un ufficio relazioni con il pubblico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è disponibile per i turisti da oggi e fino al 15 settembre. L'URP sarà attivo mattina e pomeriggio, compreso il sabato fino alle 14. Le nostre telecamere al giardino della Colimpetra per un laboratorio didattico. Vediamo di che si tratta con Massimo Macaluso. Dottoressa Salvo, altri interessantissimi appuntamenti qui al Giardino della Colimpetra. Proprio così, il primo weekend di giugno al Giardino della Colimpetra si tiene appuntamento in giardino, che è una manifestazione nazionale che si svolge in contemporanea in tantissimi beni del FAI, ma anche in tanti altri parchi e giardini italiani. È una manifestazione infatti promossa da AGP, quindi Associazione Giardini e Parchi Italiani, ed è qui, ecco, giunta alla sua ennesima edizione, perché quale posto migliore del Giardino della Colimpetra per attività all'aperto. C'è la consueta visita agronomica del nostro bene paesaggistico, ma c'è anche un'estemporanea di pittura ad opera dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo e poi una piccola novità, un laboratorio creativo per adulti e bambini in cui produrremo assieme il sapone al naturale, quindi con i fiori, gli oli e le piante di questo luogo. Può fare un sapone al latte e miele, si può fare il sapone anche con la frutta, volendo. Ma il latte e il miele aggiungendolo a questi ingredienti o sostituendo Sì, qualcosa? no, aggiungendolo all'acqua. Allora, la soda può raggiungere anche 70 gradi. La temperatura ideale per metterla nel sapone è intorno a 40-42 gradi. Mettiamo la soda nell'acqua. Mescoliamo. Non lo usiamo, ma ce l'abbiamo. Io lo uso pazzo. Io il sugo. Qualsiasi. Mezzo litro e lo versiamo qua. Mezzo litro quanto sapone viene? Allora ne verrebbe uno così grande. Fare un sapone non è così difficile, è facile. Basta avere l'accortezza di proteggersi, perché la soda caustica, come dice proprio la parola, è caustica. E successivamente noi possiamo aromatizzarli come vogliamo, possiamo colorarli, li mettiamo nelle formine e abbiamo un nuovo sapone. Sì, poi Professore Lopilato, lei è una fucina di idee, oggi di cosa parliamo? Oggi più che parlare abbiamo ripreso una bellissima collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento per portare i loro giovani artisti a misurarsi con il nostro paesaggio, a rappresentarlo nelle loro tele. Quindi una sensibilità nuova, diversa da quella mia, dell'agronomo paesaggista che ha il compito di curare quotidianamente questo, di coltivarlo. Loro hanno il compito di rappresentarlo con la loro sensibilità, con la loro arte. Noi siamo felicissimi di questa iniziativa e siamo sicuri che questa collaborazione con l'Accademia e con i suoi giovani studenti continuerà a dare dei frutti meravigliosi. Giovanissimi, alle prime armi già hanno fatto dei bellissimi capolavori. Beh, diciamo che ho trovato delle espressioni del paesaggio della Colimpetra
piuttosto segrete che pensavo di conoscere solo io. Loro le hanno raccolte, sono veramente bravi, sono molto contento. Professore Rizzo, una bellissima iniziativa qui al Giardino della Colimbetra, di cosa si tratta? Allora, l'idea è stata, siamo stati contattati, noi dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento, siamo stati contattati dal dottor Lopilato, che ha avuto questa idea di organizzare questa estemporanea con i ragazzi appunto di pittura dell'Accademia. Come potete ora ben vedere, i ragazzi sono molto bravi con tutto ciò che, ad esempio, loro due sono di primo anno, ma hanno già una maestria pittorica molto interessante. Ovviamente non c'è cosa più bella di poter fare un'estemporanea in questo luogo. Io considero un piccolo paradiso, viva di colori, di natura, il pregio della provincia di Agrigento, no? E quindi loro da artisti devono sfruttare queste risorse che abbiamo nell'arte, nella pittura. Quindi i giovani si avvicinano ancora alla pittura? Fortunatamente sì, anzi, fortunatamente possiamo dire che c'è molto interesse ultimamente, negli ultimi anni, nell'arte, nella pittura, quindi sta ritornando principalmente anche la pittura figurativa che fino a qualche decennio fa un po' si era allontanata. Siamo con due giovanissime artiste dell'Accademia Michelangelo di Agrigento, Cristina di San Cataldo e Romina di Sommatino. Una esperienza bellissima in questo posto favoloso. Sì, esattamente, abbiamo cercato di ricreare ciò che vedevamo nei nostri quadri e diciamo che ci siamo riuscite, almeno per quel che sembra, è piaciuto praticamente a tutti e siamo comunque contente che i nostri lavori vengano apprezzati così tanto. Quindi una passione che diventerà lavoro? Sì, ci crediamo. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco con lo sport. E siamo allo sport. Calcio, sfuma il sogno della Serie D per la Pro Favara. Finisce 1-1 la gara con il Pompei. Ha seguito l'incontro per noi Giuseppe Moscato. Il tifo e l'incitamento di oltre 2000 tifosi che hanno riempito lo stadio Brucoleri non è bastato alla Pro Favara per aggiudicarsi l'incontro con il Pompei, gara di ritorno dello spareggio delle semifinali dei play-off del campionato d'eccellenza. Troppo poco consistente, per non dire nulla, l'azione dei gialloblu di mister Gaetano Catalano nel primo tempo, che hanno lasciato l'iniziativa agli ospiti ben messi in campo, che hanno prodotto un gioco se non proprio bello, sicuramente efficace, che li ha portati in vantaggio nel secondo minuto di recupero, un attimo prima del riposo. Tutt'altra storia il secondo tempo, con la Pro Favara che cambia completamente volto, diventa aggressiva ed efficace, prende in mano le redini del gioco e produce diverse occasioni da gol. Riagguanta anche il risultato pareggiando con l'ottimo Retucci che insacca su perfetto assist di Lapiana. Qualche minuto dopo la mazzata, ovvero l'espulsione di Lapiana, reo secondo l'arbitro di avere colpito un avversario. La Pro Favara, nonostante sia rimasta in 10, non è per niente doma, continua ad attaccare, sfiora per ben 2 volte il gol con l'ottimo buon tempo. Si vede negato dal sicuramente mediocre direttore di gara, il bolognese Stanzani, un netto rigore per fallo di mano in aria. Tutti in avanti anche nei 5 minuti di recupero, troppo pochi per gli stop che ci sono stati, ma il match termina 1-1 e in virtù dello 0-0 della gara di andata, essendo il regolamento in vigore ancora quello vecchio che considera il gol in trasferta valere il doppio, passa in finale il Pompei. Sfuma così il sogno Serie D per la Pro Favara. Il senso di amarezza prevale in tutti giocatori, staff tecnico e dirigenza. Eccellenti come sempre i tifosi gialloblu che nonostante l'uscita di scena hanno applaudito i loro beniamini. Ma sentiamo i commenti di fine gara. Siamo molto amareggiati per quello che è il risultato finale, perché c'era tanto entusiasmo, tanta voglia, non solo in città, non solo nel pubblico tifosi, ma anche i ragazzi erano convinti di poter fare
e dare la possibilità anche a questa città di fare il salto di qualità. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere la finale, non ci siamo riusciti, è anche vero che abbiamo incontrato una squadra molto forte, una squadra attrezzata, una squadra esperta, che la prima parte della gara ci ha messo anche un po' in difficoltà, anche se, come è successo all'andata, non aveva creato chissà che cosa, tranne qualche calcio d'angolo, dei traversoni, perché tiri in porta sinceramente neanche me ne ricordo. E poi al 45esimo, 47esimo precisamente, quella beffa del gol inaspettato, perché sicuramente nella sosta, negli spogliatoi avremmo sistemato qualcosa. Sì, un secondo tempo infatti ha una velocità veramente diversa dal primo, proprio la voglia del scatto. Sì, sicuramente siamo entrati in campo il secondo tempo con un piglio diverso, forse ci siamo scollati un po' di dosso la tensione che avevamo nei primi 45 minuti, anche perché la posta in palio era abbastanza alta e sapevamo che subire un gol aveva delle conseguenze come quelle che ci sono state. Però devo dire che non posso rimproverare nulla ai ragazzi, la seconda parte della gara l'abbiamo svolta bene, con grande intensità, grande voglia, grande cattiveria, e siamo riusciti a raggiungere il pareggio. Non so se realmente c'era un calcio di rigore, per quello che ho visto forse mi sembra abbastanza evidente, però dico, dopo aver raggiunto il pareggio l'espulsione sicuramente ha cambiato un po' quelle che era l'andamento della partita, perché restando in 10 era difficile. Sinceramente non so se l'arbitro cosa ha visto o non ha visto, però anche restando in 10 credo che l'occasione migliore abbiamo avuto noi, soprattutto con un buon tempo. Non so il portiere come l'ha presa, però l'episodio importante che abbiamo avuto non l'abbiamo saputo sfruttare e così la partita è andata a termine. Mi dispiace sinceramente per la società, per tanti sacrifici che ha fatto in 2 anni, che ha cercato di costruire qualcosa per raggiungere l'obiettivo. Mi dispiace per la città di Favara, per tutta la gente che c'era oggi in campo, che sicuramente ha dato un supporto importante a questi ragazzi, e dispiace non poterli ripagare. Sì, come ho detto prima, il primo tempo non è stato degno della Pro Favara, però siamo riusciti nel secondo tempo a rimetterla subito in piedi e siamo riusciti a spingere per provare a ribaltarla. Sì, assolutamente sono d'accordo, partite di 2 velocità, il primo tempo siamo stati un po' contratti, secondo tempo ci siamo levati forse un po' di tensione addosso e abbiamo giocato a sprombattuto per provare a riprenderla, così non è stato purtroppo e niente, resta quello. Però siete usciti dal campo con un applauso sia degli ultras che dei tifosi. Io penso che a questa squadra si possa rimproverare qualunque cosa vogliate, però l'impegno è il dimostrare che siamo stati legati a questa città, quello non ce lo può togliere nessuno e probabilmente ce lo portiamo dietro. Non so se è la fine di un ciclo, chiamiamolo così, non so cosa sarà il futuro, però noi abbiamo dimostrato di tenere la città di Favara. Purtroppo almeno io mi porterò sempre questa piccola cicatrice addosso, perché io sono fatto così, io mi metto la maglia addosso e mi sono sentito per 1 anno e mezzo favarese, quindi mi porterò questa cicatrice addosso e probabilmente mi resterà per sempre. Io direi che il primo tempo l'abbiamo lasciato a loro, ma il secondo tempo non hanno giocato. Poi nel momento più importante della partita, che li avevamo schiacciati, siamo rimasti in 10 e giocare in 10-18 minuti, 23 minuti più o meno, compreso il recupero, umanamente per quei ragazzi che hanno speso tanto era quasi impossibile. Non per cercare giustificazioni, ma l'arbitraggio a noi non è piaciuto tanto. L'arbitro fa parte del gioco, c'è quando sbaglia a favore nostro, c'è quando sbaglia a favore loro. Non è stato usato il buon senso che è stato usato all'andata, quando c'era su Retucci, c'è stato quel fallo che meritava l'espulsione. Lì l'arbitro non ha voluto degenerare la partita, e invece il Queen ci ha pensato 2 volte a mandare fuori la Piana, che a prescindere ci può stare. C'è sicuramente tanta amarezza, tanta delusione, però l'abbiamo anche vista piangere a fine partita, poi si è ripreso con l'applauso schiacciante del pubblico. Ecco, cosa si sente di dire proprio al pubblico e ai giocatori e alla società? Il suo ruolo è quello importante, diciamo. Io avevo detto
che a non andare in D per me era un fallimento per il lavoro che ho fatto negli ultimi 3 anni. Per questo motivo credo che personalmente farò passare un po' di tempo per riflettere, ma come ho detto prima difficilmente rientrerò quest'anno, mi riposerò, non penso che farò più direttore sportivo, almeno per quest'anno. Il sogno è svanito, qua siamo, cerchiamo di pensare avanti, abbiamo fatto una stagione meravigliosa, abbiamo fatto un campionato straordinario, abbiamo trovato una Nissa che ci ha distaccato di 8 punti, abbiamo fatto i playoff nazionali, abbiamo fatto un risultato positivo a Pompei. Oggi la partita non è andata per il verso migliore, qua siamo, pazienza. Avete visto una squadra sicuramente vogliosa al secondo tempo, un po' remissiva al primo, però anche il Pompei ha fatto la sua parte. Sì, sicuramente è una bella squadra, una squadra di alto livello pure anche la sua. Il primo tempo è stato così, poi l'abbiamo ripresa nel secondo tempo, siamo stati un pochino, abbiamo fatto il loro gioco, l'hanno messo sulla rissa e questo ci ha penalizzato a noi. Forse a volte non capiscono che dobbiamo andare un poco, cioè non dobbiamo fare il gioco su. Presidente, capiamo che magari è presto per questa domanda, ma Provavara non si ferma. Ma Provavara siamo ora stanchi, vediamo in settimana, vediamo che succede, facciamo una riunione dei dirigenti e penso che la società voglia ancora di continuare. In settimana vedremo quello che succede. Per ora è inutile parlare perché siamo delusi e essendo delusi uno può dire tante altre cose. Ancora calcio con Carmelo Lentini. Nella gara di andata della semifinale della pool scudetto della Serie D, il Trapani, che ha disputato una partita davvero maiuscola, ha battuto a domicilio in Veneto il Calcio Caldiero Terme per 0-1. Il gol è stato segnato da Samache, realizzato al 15° del primo tempo. La partita di ritorno si giocherà giovedì 6 giugno prossimo al Provinciale di Trapani. Buone notizie invece per il Modica, che nella partita d'andata del primo turno della fase nazionale tra le squadre seconde classificate dell'eccellenza ha centrato un clamoroso exploit esterno contro l'Aurora Alto Casertano, vincendo per 0-1 grazie al gol di Luca Palmisano al 50°. Per sapere quale delle due formazioni conquisterà la finale dovremo aspettare domenica 9 giugno prossimo. Per la cronaca ricordiamo che le gare di finale si disputeranno il 16 giugno l'andata e il 23 il ritorno. La vincitrice, chi passerà il turno, se la vedrà con il Pompei, che a sua volta è riuscita a passare a Favara pareggiando 1-1. Basket, la Fortitudo vince a Roma 100-74, questo il risultato. Coach, commentare la partita di oggi è sicuramente difficile perché non contava nulla ai fini della classifica, però hai detto una cosa sacrosanta, quella di onorare il campionato, e oggi la Fortitudo l'ha onorato al meglio. Assolutamente sì, anche guardando gli altri risultati di questa giornata. Infatti penso che questo sia l'unico modo di andare fino in fondo al campionato, poi ognuno prende le scelte che vuole, però noi oggi avevamo l'obbligo morale nei nostri confronti e nei confronti della gente che oggi comunque, nonostante tante motivazioni, in primis quella che dici tu della poca valenza della partita a livello di classifica, comunque c'è stata, ci ha sostenuto ed era importante concedergli una prestazione di livello, almeno facendo vedere che l'atteggiamento è quello giusto, l'atteggiamento è stato quello giusto. Poi è una partita che si è messa subito bene per noi, le cifre sono abbastanza impietose nei confronti della Luis, cioè abbiamo fatto il doppio della valutazione perché comunque abbiamo prodotto veramente tanti punti giocando fluidi. È chiaro, non è una partita in cui devi guardare le cifre, devi guardare quello che era stato chiesto al gruppo, che era di continuare a lottare come abbiamo fatto in tutte le partite di questo girone. L'unica che non avevamo fatto bene era contro di loro all'andata, e diciamo ci prendiamo questa piccola vendetta, ma
lascia un po' il tempo che trova, però questo credo sia il modo anche di automotivarsi, no? in questo momento qui, dove chiaramente guardi la classifica, non hai più un obiettivo e quindi devi trovarlo dentro te stesso. Io sono contento che oggi i ragazzi questo l'abbiano percepito. È chiaro che abbiamo ancora 2 partite che saranno molto simili, e anzi forse l'ultima chiusi si giocherà la categoria contro di noi qui, quindi quella sarà una partita vera in cui dobbiamo dimostrarci ancora attenti a quello che facciamo, però questo secondo me è lo spirito giusto. Hai detto che queste partite sono importanti anche per le loro carriere, no? C'è qualcuno che ha preso questo come suggerimento e ti ha sorpreso? Ma guarda, credo che oggi l'impatto di tutti sia stato positivo e credo che il mio discorso sia arrivato a loro nel modo in cui doveva arrivare, ma vale per tutti, vale dal giocatore che ha giocato più minuti a quello che ha giocato meno minuti, a me come allenatore, allo staff. Cioè, noi lasciamo un'immagine di noi alla fine di questo campionato e chiaramente siamo soggetti alla valutazione dell'opinione pubblica. Finire così ci mette sicuramente su un piano di un certo tipo, perché poi io lo dico con un pochino di rammarico, chiaramente questo è un mondo, ma non solo la pallacanestro, in generale lo sport attuale, dove il risultato è il padrone di qualsiasi valutazione, e per carità ci mancherebbe altro con gli investimenti che si fanno, però poi ci sono tante cose che portano ai risultati e secondo me nelle analisi bisogna tener conto un pochino di tutto. Questo è secondo me una fonte di valutazione, cioè vedere una squadra che la scorsa settimana ha finito la sua rincorsa e a 3 giorni si presenta in campo con l'atteggiamento giusto, vuol dire che ci sono dei valori sani, e sinceramente non avevo grandi dubbi, perché comunque cioè, il gruppo lo ha sempre dimostrato e dobbiamo continuare così, è banale. Poi oggi sono stati bravi tutti i ragazzi che sono entrati in campo, sinceramente ci sono state buone prestazioni offensive, buone prestazioni difensive, limitando Sabin che all'andata ci aveva fatto scoppiare il cervello, invece oggi l'abbiamo comunque forzato a giocare sempre con un uomo addosso, molto spesso anche 2, quindi sono soddisfatto dell'impatto di tutti quanti. Giornata conclusiva del progetto Scuola Attiva al campetto del villaggio Peruzzo ad Agrigento, dove si sono ritrovati gli alunni dell'istituto Rita Levi Montalcini. Arturo Cantella. Preside, attività conclusiva di questo progetto sportivo qui al villaggio Peruzzo, con tanti ragazzi che hanno partecipato con impegno e passione all'attività agonistica. Sì, oggi concludiamo questo progetto messo dal Ministero, un progetto sportivo che coinvolgeva tutti i nostri studenti della scuola secondaria primo grado, e abbiamo partecipato a 2 attività sportive un pochettino poco usuali. Assolutamente si fa il calcio, noi abbiamo scelto di fare il rugby e la pallamano. Oggi i ragazzi sono più impegnati al campetto del villaggio Peruzzo, è un momento di festa, di gioia, ma soprattutto di condivisione dei valori umani, del rispetto alle persone, rispetto alle regole. Non solo villaggio Peruzzo, ma so che fate anche altre attività alla piscina oggi. Sì, oggi i ragazzi della scuola primaria Giovanni Paolo sono impegnati in attività alla piscina comunale, e quindi anche come momento conclusivo di un anno scolastico molto intenso, però che ci ha dato grossissima soddisfazione sia da un punto di vista sportivo per i notevoli risultati ottenuti nelle varie competizioni alle quali abbiamo partecipato, sia da un punto di vista didattico, perché devo dire abbiamo avuto un notevole afflusso di genitori che sono venuti a noi per iscrivere i propri figli, tant'è che l'anno prossimo avremo una prima in più nella scuola secondaria primo grado, e purtroppo per mancanza locale avremo delle classi prime e scuola primaria abbastanza numerose, però questo ci rende orgogliosi per tutto il lavoro che facciamo, che i miei docenti fanno giornalmente. Ragazzi, vi è piaciuta l'iniziativa? Sì, bellissimo. Al 100%. Bene. Vi è piaciuta? Sì, un sacco. Anche una targa dedicata al preside dottor Luigi Costanza, come mai? Perché grazie al preside siamo riusciti a promuovere lo sport nella sua scuola tra i ragazzi. Il rugby è uno sport di valori e principi, perché insegna ai ragazzi sempre ad andare avanti e a sostenersi gli uni con gli altri.
E così pure nella vita, la vita è fatta di ostacoli, ma si deve andare sempre avanti, rialzarsi e sostenere il compagno che ha bisogno. Ecco, il rugby non è molto seguito da noi? Quest'anno abbiamo fatto il primo anno di attività e diciamo che abbiamo ottenuto bei risultati. Siamo riusciti a trasportare pure i ragazzi nella nostra associazione sportiva, abbiamo formato un under 10, un under 12 e un under 14. Allora facciamo un appello, visto che lei si occupa di rugby, a chi ci ascolta magari a iscrivervi o quantomeno avvicinarsi a questo sport. Sì, invito chi si vuole avvicinare a far provare i propri figli il rugby. Ci trova il martedì, giovedì e venerdì all'impianto sportivo della Pinetina alle ore 20. Oggi qui al campetto del Villaggio Peruzzo la finale di un progetto sportivo che l'Istituto Rita Levi Montalcini ha voluto organizzare. Ecco, ne parliamo con chi ho coordinato l'iniziativa. Sì, è un progetto di carattere nazionale, un progetto che prevede la partecipazione a qualsiasi tipo di sport. Noi abbiamo scelto per quest'anno la pallamano e il rugby. Il rugby che era uno sport che non si faceva da tantissimi anni, proprio perché era una novità per i ragazzi, abbiamo voluto così proporla. Diciamo che è un'iniziativa che si annova a tutte le altre che nel nostro istituto normalmente facciamo, perché noi aderiamo anche ai campionati sportivi studenteschi dove ci sono tutte le specialità, quelle che normalmente a livello olimpico vengono poi effettuate dai grandi campioni, però noi sulla scorta di questo spirito emulativo cerchiamo di inculcare ai ragazzi la voglia, la volontà e il piacere di partecipare alle attività motorie di qualsiasi carattere e qualsiasi genere. E il campetto è diviso in due parti, in una parte il rugby e una parte la pallamano, no? Sì, abbiamo voluto far coincidere i due progetti nella stessa data, così da rendere più colorata anche la partecipazione, perché sarebbe stata una cosa un po' troppo stante a farli diversificare, essendo questo campetto polivalente predisposto anche a ricevere parecchi atleti. Abbiamo preferito fare da una parte il rugby, dall'altra parte la pallamano, e così anche i ragazzi hanno la possibilità di visionare un po' tutte e due le specialità in contemporanea. Ecco, l'iniziativa da parte dei ragazzi come è stata accolta? In particolare per le due discipline? Se c'è stata la partecipazione per fortuna è sempre alta e i ragazzi ogni qualvolta proponiamo delle novità, soprattutto di carattere motorio, sono sempre predisposti e propensi a questo tipo di iniziative. Quindi siamo tantissimi, oggi abbiamo quasi 250 alunni in presenza, quindi essendo già affidato un numerone che ci porteremo dietro anche come attività promozionale per l'anno successivo. Ecco, state già pensando a un'attività futura per un altro anno? Non so. Sì, diciamo che la programmazione avviene sempre un anno prima, quindi abbiamo già preso contatto con altri responsabili di altre specialità in modo tale che diversifichiamo annualmente le varie discipline, così da poter proporre ai ragazzi tutti gli sport, ognuno di loro poi farsi un'idea su quella che dovrebbe essere il loro futuro da sportivi e da amatori dell'attività motoria. Come mai hai scelto il rugby? Perché è uno sport dove si corre. Quindi diciamo un'iniziativa che ti piace, no? Sì, ora sto andando a fare le partite di pallamano. Prima di chiudere vi ricordiamo che i programmi di TVA sono visibili in tutta Italia sul canale 268 delle Smart TV, dove va in onda il telegiornale alle 14 e poi alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino sul canale 93. Come sempre è disponibile il sito www.televideoagrigento.tv. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.